parliamo con RRI, azienda nel settore impiantistico che produce e commercializza un innovativo sistema radiante che a breve vedremo, che definisce sistema a foglia. Ecco, vediamo un attimino con Fabio Bovo come è nata questa idea e perché si chiama in questo modo questa nuova tecnologia. Sì, certamente questa, innanzitutto parliamo di una tecnologia. Ti sentiamo malissimo, Fabio. Ti sentivamo meglio prima. Ti sentiamo malissimo. Meglio? Meglio, molto meglio, molto meglio. Eccoci qua. Okay. Molto Innanzitutto meglio. parliamo di una tecnologia che ormai ha 24 anni di storia e in Italia fate conto che abbiamo in 24 anni abbiamo fatto moltissimi impianti. Quello che è interessante, allora io sono Fabio Bovo e mi occupo fondamentalmente dell'assistenza tecnica, quindi il mio lavoro è fondamentalmente quello di assistere l'installatore termoidraulico in cantiere a installarlo e al progettista per progettare gli impianti. Per capirsi, sono quello che si va a impolverare la giacca in cantiere. Questa tecnologia nasce dall'idea di un tecnico che per anni ha fatto progettazione e installazione di impianti e voleva superare quelli che erano i limiti dei tradizionali monotubo spirale a soffitto barra pavimento radianti e superare quello che era poi tutti quelli che sono i discomfort legati all'aria e quindi ideare un sistema che avesse le caratteristiche di comfort, di risparmio energetico di un sistema radiante e le caratteristiche di reattività di un sistema ad aria. In questa maniera così nasce l'impianto a foglia. E la sua caratteristica è proprio richiama l'idea della foglia, vedremo poi proprio come è realizzato, perché è proprio come una foglia, perché è ecologico, perché è leggero, perché tiene pochissima acqua e proprio queste caratteristiche di avere un tubo ogni centimetro fa in modo di avere un'uniformità di scambio che permette di abbattere le temperature di lavoro in inverno, che permette di avere risparmi energetici molto forti, livelli di uniformità e di comfort ambientali molto più elevati e soprattutto una reattività notevolmente superiore a quella di un tradizionale sistema ad aria. Diciamo così nasce e poi piano piano, anno dopo anno, abbiamo sempre fatto dei piccoli upgrade, dei piccoli miglioramenti, insomma RRI, innovazione e comfort, insomma è un po' il payoff, insomma dice qualcosa. Certo, quindi parliamo logicamente di un'evoluzione rispetto a quello che è il sistema tradizionale, il monotubo spirale tradizionale che ormai tutti ovviamente conosciamo. Vediamo un pochino nel dettaglio, Fabio, quali sono le principali differenze rispetto al monotubo tradizionale. Ti assegno il ruolo di relatore. Sì, certamente. Un attimo solo che... Eccolo qua, mostro schermo. Perfetto. Allora, mi vedi? Sì, sì, confermo che vediamo. Bene. Allora, in buona sostanza, quando parliamo di sistemi radianti, è chiaro che l'impianto a foglia, come dicevo prima, è proprio l'idea, è proprio quella della foglia, no? Cioè richiama proprio l'idea della foglia, l'idea della flessibilità, l'idea di un sistema ecologico. E così questo sistema questo pannello di tubi, in cui abbiamo un tubo ogni centimetro. E quindi abbiamo veramente una rete molto molto fitta e rispetto ad avere un tubo ogni 10 come nel radiante tradizionale, avere un tubo ogni centimetro chiaramente è un'evoluzione sotto il profilo dello scambio termico. E per poter apprendere a pieno quello che è il radiante a foglia, voglio fare una piccolissima metafora per definire quello che è il cambio di categoria. È chiaro che se suggerisco a mia moglie che vado di andare a fare una vacanza ai Caraibi e le propongo giustamente un bel viaggio, chiaramente le propongo il rum punch di fronte sul tramonto con l'oceano, chiaro lei prepara il bikini, la valigia, il pareo, prepara tutto. Arriviamo a Verona le faccio vedere l'aeroporto, lei vede l'aeroporto tutta contenta e alla prima pensioncina al lago di Garda scarico le valigie. Certo, non so come la prende mia moglie, perché magari si aspettava una cosa diversa. Certo, io posso sempre andare sulla difensiva e posso dire, tesoro, è sempre acqua. E quindi, diciamo,
potrebbe essere, magari la mia vacanza è un po' difficile, però magari non è la stessa cosa, non è la stessa aspettativa, no? E poi anche a me è capitato, ovviamente con rispetto di tutte le convinzioni, anche a me è capitato, ho incontrato una persona che, è permesso che io a casa ho un telescopio alto 1,70 m, ok? E quindi mi viene da pensare che la Terra sia sferica, fin quando in un posto qualcuno mi ha detto: guarda che anche per me la Terra è tonda, ed era un terrapiattaiolo, no? E l'ho guardato e gli faccio: ma come tonda? Faccio, no, ma sì, però è tipo pizza. E allora era tonda anche per lui. Chiaramente sono prospettive diverse, ok? Adesso, detto questo, se andiamo a vedere degli impianti a pavimento, questi sono 2 impianti a pavimento. Non c'è niente, cioè non è falsa possiamo dire che sia il primo che il secondo sono dei impianti a pavimento, sono vere entrambe le affermazioni. Come posso dire io di fronte a mia moglie, è sempre acqua, però è sufficiente un rapido confronto termografico e mette in luce effettivamente la caratteristica di scambio dell'impianto del tipo monotubo spirale, il classico monotubo spirale che può essere fatto a passo 5, a passo 7, a passo 10, a passo 15, rispetto all'impianto a foglia, che ha un passo totalmente diverso, che realizza un'uniformità di scambio totalmente elevata. Qui non dobbiamo correre il rischio di iniziare a dire che il soffitto è meglio del pavimento o il pavimento è meglio del soffitto, perché quello rappresenta un primo fallimento da evitare. E dobbiamo capire che prima c'è da scegliere la categoria e dopo si sceglie il campo applicativo, perché la categoria si riapplica anche nel caso del soffitto, perché anche nel soffitto c'è il monotubo spirale e l'impianto a foglia, e la stessa cosa si riapplica dal punto di vista termografico con le rese, e quindi abbiamo un sistema a foglia che a parità di condizioni ha una capacità emissiva scambiante 3 volte tanto. È chiaro che questa capacità emissiva così elevata possiamo usarla sia per lavorare a parità di resa a temperature notevolmente più basse, migliorando consumi e il comfort, oppure in case non particolarmente coibentate per soddisfare i requisiti di legge e poter fare un radiante dove diversamente non si potrebbe fare altro che un radiatore. Quindi proprio per la sua caratteristica estremamente flessibile, ma abbiamo realizzato in 24 anni tantissime abitazioni private. Parliamo ormai che in pochi anni abbiamo oltre 2000 impianti telegestiti, che sono tantissimi in pochi anni, e abbiamo complessi residenziali che superano i 20.000 metri quadri. Abbiamo fatto sedi di impresa tra le più prestigiose in Italia. Abbiamo realizzato l'Adler di Siena, l'albergo più caro d'Italia, quindi dove il comfort è richiesto elevatissimo. Abbiamo realizzato asili, scuole materne, ospedali, e per chi di voi gli piacessero gli ambienti molto molto caldi, abbiamo realizzato il bagno turco di Miss Italia a Parma, quindi chi vuole tanto tanto caldo possiamo arrivare fino là, e se volete più caldo bisogna cambiare impianto, ok? Però per chi vuole tanto tanto freddo, diciamo che possiamo soddisfare la sua esigenza, ovviamente in certi limiti. Vediamo qual è il limite. Perché a Berlino ho realizzato la cella frigorifera dei pinguini, ok? Diciamo che loro non possono lamentarsi se è troppo freddo, quindi non so se è troppo caldo o troppo freddo, perché non riesco a parlare con loro, ok? Quindi questo per darvi l'idea di quanto può essere flessibile questa tecnologia. È chiaro che se vado a vedere i vantaggi specifici, ho il vantaggio del basso spessore. Chiaramente adesso per me darvi 24 anni in 20 minuti è impossibile, però dirvi che nel caso del 110 potete a casa vostra o a quella dei vostri clienti in ristrutturazione 3 cm isolante, 1 di impianto, e dopodiché si va a rasare, cioè in 4 cm, in soli 4 cm possiamo fare un impianto di riscaldamento con tutte le tubazioni di adduzioni passanti. E quindi qui si vede benissimo una bellissima foto dove abbiamo il particolare della sezione, così come abbiamo anche, vedete, proprio il rasante che viene tirato, che è un po' come spalmare la Nutella, quindi è una cosa un po' plastica che non sporca neppure. Altro vantaggio è la flessibilità, perché la flessibilità noi possiamo metterlo
sulle superfici curve, attorno alle luci, abbiamo la possibilità di poterlo mettere un po' dove vogliamo. Altra caratteristica importantissima dell'impianto a foglia, la sua reattività, cioè la potenza in 10 minuti va totalmente a regime. E la caratteristica che vada totalmente a regime è fondamentale, perché questa caratteristica noi possiamo decidere di accendere o spegnere una stanza a seconda del suo utilizzo, quindi rompendo un po' le dinamiche di quella che è un tradizionale radiante a spirale a monotubo. Ok? Vediamo alcune applicazioni, solo alcune applicazioni. E su soffitto, latero cemento da intonacare, questa è una tipologia. E sul cartongesso, sia su controsoffittatura che invece in aderenza, quindi possiamo fare un impianto a cartongesso senza i famosi 10 cm o 15, ma possiamo farlo in una controsoffittatura da 4 cm netti. E quindi interessantissimo per una ristrutturazione dove magari non puoi intonacare, dove devi farlo tutto quanto a secco. Controsoffitti metallici, quindi possiamo attivare la controsoffitura metallica di un ufficio. Impianti a parete. L'impianto a parete noi possiamo metterlo o dove sulle case non coibentate come integrazione sulle pareti, oppure possiamo metterlo nel giroscale, perché il giroscale è sempre un punto debole che ho sempre bisogno di controllare quello che è il passaggio tra i piani, quindi evitare l'effetto camino. E questo è estremamente interessante. E dentro la doccia parlavamo di comfort, parlavamo di benessere. Questa applicazione mi è valsa un ti amo nella mia carriera, perché una signora, dopo avevo insistito che lo mettesse l'impianto a parete, lei non voleva a tutti i costi, io alla fine ho insistito da morire, alla fine l'abbiamo messo, dopo 10 anni si è rotto un pezzettino che costava 10 euro, gliel'ho portato, e quando sono entrato in casa sua questa mi guarda e mi fa ti amo. Mi ha colto un po' impreparato, fa, guarda, ti penso ogni sera, quando vado in bagno, madonna, quando vado in bagno e c'è la doccia, mi appoggio, sento il calore e mi ricordo che tu hai insistito e hai fatto bene insistere. È veramente una bellissima soddisfazione, ok? Cioè non è che me l'hanno detto tante volte, quindi è carino insomma condividere questa cosa con voi. E si può fare anche a pavimento, perché l'impianto a foglia, essendo flessibile, soffitto, parete, pavimento, ok? Poi io a casa mia l'ho messo soffitto, ok? Anche perché la terra è tonda, il sole sta in alto, quindi è normale che vada via in quel modo lì. Parliamo adesso di benessere, parliamo di comfort. Mi scuso se vado via un po' veloce, però preferisco dare perlomeno una panoramica completa su tutto, e poi nel caso avremo opportunità. Adesso saluto chi già mi conosce, chi conosce RRI, gli impianti a foglia, e chiaramente saluto anche e inviterò a partecipare ai corsi di formazione le persone che vogliono invece approfondire questa tecnologia. Okay? E quando si parla di comfort, il comfort del sistema a foglia è totalmente diverso dagli altri, perché è un comfort di tipo naturale, perché in natura è normale che il sole stia in alto. E quando sei in una mattina di primavera a farti la scampagnata con gli amici, arrivi alla mattina che l'erba è bagnata e l'aria è ancora fresca, poi il sole si alza e il sole per irraggiamento asciuga la terra. Quindi il soffitto porta a regime il pavimento, il soffitto porta a regime il divano, il soffitto porta a regime le pareti e poi lentamente, dolcemente, l'aria va in temperatura. Ovviamente in questa condizione qua l'aria avrà sempre un grado in meno rispetto alle temperature di superficie. Questo significa che abbiamo un impianto che va totalmente per irraggiamento e questo assicura il massimo comfort, anche perché dall'esame di medicina, chi l'abbia mai fatto, saprà certamente che il 70% del calore scambiato dal corpo umano va per irraggiamento e quindi un sistema chiaramente ad aria è sempre ritenuto sconfortevole dal corpo umano, ok? E quindi avere questa sensazione meravigliosa di avere questa mattina di primavera, di essere avvolti in un ambiente caldo, ma con l'aria un pochettino più fresca, è una condizione di comfort meravigliosa. Invece per quanto riguarda l'aspetto legato al raffrescamento estivo, questo è senza dubbio il mio, lo preferisco ancora di più rispetto all'invernale. Voi immaginate di essere, che ne so, in Austria a visitare un castello, siete a 400-500 metri, in piena estate, fuori c'è un caldo infernale.
E entrate nel castello e anche se il castello è tutto aperto, con i passaggi d'aria e tutto, quando entri nel castello hai subito fresco, stai subito bene. Senti i vestiti che si asciugano e stai da Dio, quasi quasi ti metteresti la felpa. Eppure hai fatto un passo, sei all'ombra. Ecco, la sensazione del raffrescamento radiante con un impianto a foglia ha sempre, rispetto a un sistema ad aria o allo spirale monotubo, ha sempre la caratteristica di essere molto naturale, di non muovere aria. Certamente serve un dehumidificatore per controllare l'umidità, però lavorando a temperature molto più alte rispetto agli altri, risolviamo totalmente il problema della condensa. E quindi tutta una serie di preoccupazioni. Abbiamo fatto impianti a Malta, Belgrado, Genova, Palermo, tutti ambienti tutto sommato abbastanza umidi, okay? E abbastanza ostili. Quindi da quel punto di vista nel raffrescamento estivo abbiamo qualcosina da dire. Perfetto. Allora, ecco, vedo che stai toccando l'altro argomento che ti volevo chiedere, perché hai parlato di prestazioni importanti, noi però siamo, diciamo, abituati a vedere l'uso di un monotubo spirale tradizionale in combinazione con un generatore che è la pompa di calore. Volevo chiederti se anche in questo caso è pensabile e utilizzabile una pompa di calore associata a questo sistema foglia. Allora, se parliamo di monotubo spirale, diciamo che sarebbe l'ideale, siccome un monotubo spirale ha mediamente 10 gradi in più di temperatura di lavoro, sarebbe opportuno che il monotubo spirale lavorasse in comunicazione su un impianto ibrido, cioè mantenere la caldaia, mantenere il gas, perché altrimenti 10 gradi fanno grande differenza. Nel caso dell'impianto a foglia, ovviamente qualunque generatore, fosse una caldaia, fosse una pompa di calore, fosse qualunque tipologia di generatore, come tu abbassi 10 gradi la mandata hai una serie di vantaggi. In realtà il vantaggio non è unicamente sulla pompa di calore, perché se prendo una di queste marche, qualunque essa sia di queste marche, senza variazione, senza eccezioni, se invece che lavorare a 35 gradi lavoro a 25, abbasso 10 gradi, per ogni grado risparmiato sulla pompa di calore sono dal 3 punti percentuali a 3,5. Adesso a casa mia portare a casa da un 30 a un 35% a prescindere ogni volta che accendo la pompa di calore non è male, soprattutto nella visione che un impianto, una pompa di calore magari la cambio dopo 10 anni, ma un impianto radiante te ne dura 270. Ok? Quindi sicuramente già portare a casa un 30% a parità di potenza erogata, a parità di coibentazione, a parità di pompa di calore, a parità di regolazione di tutto, 30% non è male, però in realtà non è abbastanza perché può fare di più. Il fatto di avere un sistema così potente, così reattivo, posso accendere e spegnere l'impianto come meglio credo. E quindi tutta quella dinamica, è un radiante, devi tenerlo sempre acceso, con radiante a foglia in realtà è una cosa che viene meno. E quindi se una stanza non la usi, puoi metterla in attenuazione. Perché quando tiri su 2 gradi all'ora, 3 gradi all'ora, puoi accendere le stanze più o meno quando ti servono, quando le usi. Questo può portare a risparmi che vanno dal 12%, in alcuni casi eccezionali invece, o in alcuni casi che alcuni nostri clienti ne parlano alcuni video su YouTube, su canali che non sono neppure i nostri, quindi proprio testimonianze, si parla addirittura del 50% raggiunto con l'impianto a foglia. Altro rendimento non meno importante, il rendimento di distribuzione. Questo è uno dei meno conosciuti, ma rappresenta la quantità di energia persa lungo i tubi. Nel caso del monotubo spirale, il tubo non è coibentabile, perché è in rotolo. Nel caso dell'impianto a foglia è in barra, quindi è coibentabile. Quindi avere unito una temperatura più bassa e anche coibentabile ci permette di avere un ulteriore abbattimento costante di energia di un ulteriore 13%. Faccio un esempio banale. Prendiamo ad esempio il classico monotubo spirale a pavimento. Ha il disimpegno dove partono i tubi che è sempre caldo e la stanza in fondo che non va mai in temperatura. Per andare in temperatura la caldaia o la pompa di calore deve lavorare di più perché deve arrivare fino là. Quello lì è il rendimento di distribuzione. Con l'impianto a foglia questa cosa non succede perché essendo tubi tutti coibentati, il calore prende e arriva a bomba esattamente dove ti serve. Ovviamente la somma di queste cose, male che vada,
a parità di casa, a parità di coibentazione, a parità di pompa di calore, a parità di regolazione, a parità di familiari, e gatti, animali e quant'altro, e arriviamo chiaramente a bene o male a un 50%. Voglio ricordare che i consumi, parlo di casa mia, parlo di quello che conosco, sono circa 170 metri quadri, io volevo 20 gradi, mia moglie ne voleva 24, abbiamo trovato un compromesso a 24, ok? E quindi vuol dire che si gira abbastanza in inverno, quindi si gira abbastanza leggeri a casa mia, e il consumo medio è di circa 240 euro a metro per tutto quanto l'inverno, cioè 200, 240, 250 euro a metro quadro per 6 mesi, per 170 metri quadri, ok? Quindi questo sicuramente è una cosa interessante. Vorrei solamente menzionare alcune opportunità di formarsi sull'impianto a foglia, di poter condividere queste informazioni in modo più dettagliato con gli spettatori che ci seguono. Sono numerosissimi, di iscriversi quanto prima possibile sui canali Facebook, Instagram e LinkedIn, in particolare su Facebook, perché tra breve riprenderemo la campagna con le dirette, quindi verrete in cantiere con me in giro per il mondo per vedere i nostri cantieri, vedere in quali posti incantevoli vengono fatti gli impianti a foglia, vedere quali difficoltà possiamo risolvere assieme, e sarete lì in cantiere con me a fare domande per apprendere cose nuove. E vi invito, questa è veramente secondo me una delle cose più importanti, è una cosa indispensabile a mio dire, come ha detto un partecipante, il corso di progettazione di primo livello. È un corso che per ora è gratuito, il corso è il 10 di febbraio, ed è un corso che dura 4 ore e mezza diviso in 3 volte, nel quale noi diamo tutte le indicazioni per avere una panoramica completa con quelle che sono le soluzioni degli impianti a foglia, quali sono i problemi che risolviamo, a cosa stare attenti e quale può essere il valore di investimento piuttosto che quale può essere il ritorno, okay? I confronti con altri sistemi, e quindi capire quando si può proporre questa tecnologia e fino a dove, che effetti possiamo ottenere. Chiudo con una frase che mi è sempre colpito fin da ragazzo. È una frase di un filosofo che ormai stiamo parlando di più di un secolo e passa fa. E questo è un filosofo che diceva che, un certo Friedrich Nietzsche, il quale diceva che dopo un po', se vuoi sentire una musica nuova, devi cambiare strumenti. Sicuramente se siete un po' stufi della solita musica, degli impianti lenti, della paura della condensa, di questi impianti ibridi che c'è la paura del consumo alto, e se avete gli spessori o la velocità di posa, se avete tutte queste cose che vi sono capitate probabilmente, e se volete sentire una musica nuova, certamente con gli impianti a foglia io vi invito al corso del 10 febbraio. Grazie Fabio. Allora, visto che siete stati tutti bravissimi oggi, tutti nei tempi concordati, diciamo, sono arrivate, ti anticipo, veramente tantissime domande, peraltro una diversa dall'altra, quindi scelgo io una che diciamo è forse di più semplice e facile risposta rispetto alle altre, che credo meritino un approfondimento poi in separata sede, ma come ho già anticipato, come faremo anche per gli altri relatori, in questo caso le gireremo all'ingegner Fabio Bovo. Ti chiedo se questo sistema necessita di un installatore specifico, comunque di una manovalanza che sia formata per installare questi sistemi. Graziano, allora, se puoi aspettare un attimo. Ecco. Sì, io rispondo con una citazione che poi Dio solo sa se l'ha detta veramente lui, perché a Confucio gliene hanno fatte dire veramente tante. Ok? Confucio dovrebbe aver detto, uso il condizionale perché non ero lì quando l'ha detto, ha detto che se la sai è semplice e se non la sai è impossibile. Ok? Quindi, come tutte le cose, non è che dico vabbè, andiamo a posare un tetto in legno, cioè, non è che ci mettiamo io e Marco adesso lo posiamo, cioè almeno qualche volta dobbiamo averlo fatto. Quindi RRI ha dei corsi di formazione specifici per istruire anche i nuovi installatori a montare l'impianto. La risposta è sì,
l'impianto deve essere installato da persone che abbiano la formazione base per. Poi comunque noi diamo l'assistenza in cantiere all'installatore per controllare che tutto vada come deve andare. Certo, perfetto. Allora, io ringrazio l'ingegner Fabio Bovo, ringrazio RRI.